Si chiama Immuni, ecco l'app per il tracciamento del contagio necessaria all'avvio della fase 2. Francesco Di Mario. Ad aiutarci nella fase 2 dopo la fine dell'emergenza sarà un'app del telefonino. Si chiama Immuni, pronta da scaricare fra 2 o 3 settimane con sperimentazione in alcune regioni pilota. L'applicazione, scelta fra oltre 300 dalla task force del Ministero dell'Innovazione, sarà gratuita e non obbligatoria, anche se risulterà tanto più efficace quante più persone la useranno. 2 le funzioni principali: il tracciamento dei contatti grazie al Bluetooth e un diario clinico della persona da aggiornare in tempo reale. In sostanza il telefonino di chi avrà scaricato l'app riconoscerà e salverà i codici anonimi dei cellulari ai quali si è avvicinato fino a circa 1,5 metri. Questo permetterà di avvertire i cittadini entrati in contatto con chi è positivo. La persona contagiata dovrà autorizzare l'utilizzo dei suoi dati. L'applicazione è in linea con le indicazioni della Commissione europea in fatto di privacy ed è importante per monitorare l'epidemia nel paese che si riaprirà. Il tracciamento via GPS non è previsto, per ora sarà il governo a decidere se aggiungerlo, come anche a stabilire dove conservare i dati. A realizzare l'app e a curarne gli aggiornamenti una software house italiana, Bending Spoons, assieme ai poliambulatori del Centro Medico Sant'Agostino. Tutto senza costi per lo Stato.